Nel video di oggi demoliamo il camino del lab e abbiamo degli ospiti inattesi. Nessuno vorrebbe che succedesse a casa propria, ovvero mi sono entrati i ladri in casa. Signori, finalmente ci siamo, finalmente è arrivato il momento, dopo aver fatto gli scavi fuori, gli impianti e tutto. L'ultimo passo da fare per concludere questa nostra operazione del magazzino esterno, di tutto questo nuovo ampliamento, oggi diremo addio al nostro camino. Questo qui è il camino che c'è in lab da sempre, l'ho sempre visto qui, utilizzato effettivamente per lo scopo di camino 2 volte negli ultimi 10 anni, per lo più è stato usato come è utilizzato adesso, quindi accumulo di materiale, attrezzatura dentro il camino. Non lo utilizzo, non mi serve più di tanto scaldare questo ambiente qua, comunque essendo in un seminterrato, diciamo, il laboratorio è un po' più fresco d'estate e più caldo d'inverno, quindi non ho mai avuto quelle temperature così rigide come essere fuori all'esterno, non ho mai avuto questo problema. Per tanti di voi potrebbe essere un problema che io tolga un camino, ma i benefici che ne ricaveremo saranno sicuramente maggiori. Quindi qual è l'obiettivo per il quale noi vogliamo togliere il camino? Principalmente è una questione di spazio. Il camino occupa all'incirca 3 metri quadrati, è 1,5 metri per 1,5 metri. Certo che questa parte qua noi la possiamo usare, però non è pratica perché diventa alla fine qualcosa su cui accumulare solamente del materiale, non risulta minimamente pratica questa cosa. Secondo è per una questione del nuovo impianto che abbiamo fatto per il magazzino, entrando dalla proto room sia con l'aria compressa che con l'impianto elettrico, noi poi usciremo là sopra in alto, quindi serve togliere quello per agganciarsi a quelle canaline che vedete qua sopra, che sono tutto l'impianto elettrico che passa per il lab, che esce da quel centralino, perché poi da quel centralino noi ci attaccheremo per collegarci al nuovo centralino che stiamo facendo nel magazzino. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di andare a smantellare il più possibile, non già finire per fare la rasatura e quant'altro, ma quanto toglierlo, scoprire che cosa c'è là sotto, perché secondo me ci saranno moltissime macerie, e disfarci appunto di tutte queste macerie. Sarà bello, sarà divertente, sarà sicuramente faticoso. Una delle altre motivazioni per cui voglio buttare giù questo camino qua è per sfruttare la sua canna fumaria. Come sapete, dentro il lab pitturiamo anche a spruzzo. Non ci capita spesso, non abbiamo bisogno di fare una cabina di verniciatura apposta per pitturare a spruzzo. Qua è un laboratorio da prototipazione, non dobbiamo produrre, quindi stare tutti i giorni a pitturare. Però l'idea che mi era venuta in mente era delimitare l'area che utilizziamo qua in lab in centro con delle specie di tendine, passatemi il termine, binari a soffitto che delimitano quest'area qua. Mi piacerebbe mettere qua sopra un condotto di aspirazione che prende quantomeno i fumi, incanala e li butta fuori con tutti i filtri della questione. Se c'è qualcuno che conosce meglio che tipi di aspiratori ci sono per il risucchio di queste polveri, avevo visto alcuni aspiratori arancioni, non mi ricordo adesso la marca, o se siete un'azienda che fa sistemi del genere, scrivetemi che sono interessato a capire meglio quali sono le alternative che abbiamo. Detto questo, cominciamo a demolire. Molto probabile che cercherò di non distruggere i mattoni. In passato mi era già capitato di utilizzare questa lama qua della Bosch per il seghetto a gattuccio per tagliare mattoni o quantomeno laterizi. L'ho già un po' distrutta perché qua noto che 4 denti sono saltati, però magari mi può essere utile da tagliare qua in mezzo alle fughe e cominciare a tirare via i mattoni. Vediamo un po' come. Non benissimo. Però attenzione, questi sono tutti mattoni refrattari che noi magari. Ok, sembra meno divertente del previsto, per cui comincio un po' a liberare la situazione qua adesso. Questa qua sembra tra l'altro aggiunta in seguito, cioè che il camino in origine finiva fino qua e poi è stato prolungato con queste cose qua di mattoni per appoggiarsi o altro. L'obiettivo adesso potrebbe essere effettivamente tirare via il più possibile in pezzi interi senza fare chissà quante macerie
e distruzione incredibile. Anche questo sarebbe bello se si via intero. Facile. Vabbè, facile, dai. Vai più alto, se no poi subito. Quindi com'è andata a demolire questa, Beh, è andata questo bene. camino? È andata bene. Pensavo molto più difficile. In realtà è venuto anche abbastanza bene, direi. È stato un compito all'altezza dell'invincibile. Non aveva speranze, ovviamente. Prossimo passo? Ora bisognerà fare il pavimento perché qua è tutto molto approssimativo. Dopodiché bisognerà completare qua un po' la situa. Facciamo una bella rasata di muro. Io la mia idea te l'ho detto, metterei mezzo pannello di qua e di qua di cartongesso. Hai mai messo il cartongesso? Mettiamo le cose di metallo e poi ci sono le viti su. Sì. Ma allora quanto avanza? Avanza Viene troppo? fuori un po', sì. Un po' troppo. Allora mettiamoci qua col frattone spargibuiacca Dici bene, vecchio. e spargibuiacchiamo. Ok, altro passo in avanti fatto con il nostro camino demolito. Purtroppo negli ultimi giorni è successo quella cosa che nessuno vorrebbe che succedesse a casa propria, ovvero mi sono entrati i ladri in casa. Ora per fortuna non è successo niente, non sono né riusciti a entrare in casa né nel magazzino esterno, però sono riusciti comunque a fare dei danni, principalmente agli ospiti che stavo ospitando nel mio Airbnb. Hanno rotto il finestrino della loro macchina, cercato dentro, la zaffira non l'hanno nemmeno guardata, per fortuna, perché essendo un bidone totale di auto, anche se era lì, era aperta e con le chiavi sopra, ovviamente non sono entrati. Hanno detto questo debito te lo lascio volentieri. Hanno provato a entrare nel magazzino esterno ma non ci sono riusciti. Tutto si è concluso con portare gli ospiti a fare la denuncia, 1000 rotture di palle incredibili. Sono più le rotture di palle che non fai danni, e oltre al fatto che non mi era mai successo da quando abito qua, ovvero da quasi 15 anni, che venissero i ladri, e questa cosa ovviamente mi ha lasciato un po' turbato, un po' vulnerabile, diciamo. Quindi ho controllato le telecamere, ho visto i video, ve li lascio qua a fianco adesso. Quindi ho controllato le telecamere per andare a fare denuncia, ho visto che sono entrati all'1:50 di notte, se ne sono andati alle 2, per cui sicuramente non avevano un piano, non avevano altro, è stato molto veloce. Hanno fatto danni, come vi dicevo, solo alla sua auto e poco a me. Detto questo, però, nonostante avessi le telecamere, non sono soddisfatto di quelle che ho, proprio perché nella parte che dà sulla corte non ha registrato praticamente nulla, non ha visto che sono arrivati, non ha fatto altro, e spesso e volentieri ho dei problemi con i rilevamenti. Per fortuna dico che i nostri amici di Reolink hanno visto la mia storia, mi hanno scritto e mi hanno detto: Mario, ma per caso vorresti testare le nostre fotocamere? Certo, gli ho detto va bene. Quindi ho accettato immediatamente, gli ho detto va bene, testiamo queste telecamere, vediamo come sono, anche perché ho bisogno di qualcosa che sia consultabile, diciamo, oltre che da applicazione anche da desktop, e quelli della Reolink fanno veramente dei sistemini ben fatti. In questo caso mi hanno inviato due camere che sono il modello Reolink Track Mix Wi-Fi, ovvero una camera che ha la doppia lente, quindi sia grandangolo per vedere dei grossi ambienti, sia una telecamera specifica zoom, oltre al fatto di poter fare tilt e pan, ok? Queste qui le andrò a sostituire con quelle esterne che già ho montato di un altro brand. Installarle ovviamente è un gioco da ragazzi, si mettono 4 fisher, si fissano il muro e si attaccano col suo alimentatore. Io ho voluto utilizzare delle camere wifi e non quelle PoE, quindi alimentate over Ethernet. La configurazione in app è altrettanto semplice tramite il suo QR code posto sulla camera. E la ripresa che fanno è veramente molto bella. Come state vedendo adesso, questa qua dell'ingresso del lab, avendo la doppia lente che mi segue, la telecamera non sta facendo nessun pan, ok?
rimane ferma e con il tracciamento intelligente riesco a farmi tracciare. Vedete che ci sono queste due visioni, una grandangolare e una dritta che ti zoom e ti cerca e mi riesce a tracciare ovunque vada. Ciao amici, ciao amici. Questa cosa qua per me è molto utile sia per tenere controllato meglio il cortile interno sia gli ospiti che vengono e che vanno. Come c'è questo via vai di ospiti davanti al lab e tutto, preferisco essere protetto in questa maniera qua. L'aspetto che mi sta piacendo di più è sicuramente la configurazione, le impostazioni che possono avere, l'inseguimento che fanno, tutti i piccoli dettagli che puoi settare nelle impostazioni, veramente ottimi. Ma la roba che mi piace ancora di più è proprio che ci sia l'app da desktop per visionarlo, perché io dal PC ho questa mia postazione di controllo totale adesso, dove vedo le camere in lab, le camere fuori, posso aprire e chiudere il cancello quando arrivano gli altri del team. Apro, chiudo, vedo gli ospiti, ho le notifiche, ho tutto quello che mi serve. Un altro aggeggino che mi strapiace è il DVR Wi-Fi, ovvero che io posso registrare H24, avere questo DVR con il suo hard disk, metterlo in ufficio e registrare tutte le telecamere sempre e comunque, e poi dopo 2 o 3 giorni va a sovrascrivere. Questo mi permette di avere in locale, non da remoto sul cloud di Reolink, tutti i miei dati che poi devo scaricare, ma ce li ho in locale, ripresi, registrati. Se succede qualcosa che poi dobbiamo magari utilizzare per un video, va altrettanto bene. Penso che ne comprerò altre di queste telecamere, soprattutto da mettere qua fuori e altre sicuramente all'interno del lab. Quindi detto questo, se vi interessa anche voi avere un sistema di controllo così efficiente, vi lascio qua sotto il link se vi interessa. Ordinando dal sito ufficiale mettete questo codice sconto qua, Big Rocket Project 5, per un ulteriore sconto su tutto il catalogo Reolink. Molto molto meglio questo. Torniamo ai nostri lavori.